Straordinario miracolo eucaristico nel Connecticut. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di uno straordinario miracolo eucaristico che è accaduto il 5 marzo del 2023 presso la Chiesa Cattolica di San Tommaso nel Connecticut, presso l'Arcidiocesi di Hartford negli Stati Uniti. La località è Thomaston. Cosa è successo? È successo che era in corso la celebrazione dell'Eucaristia quindi la Santa Messa con celebrazione dell'Eucaristia, e i fedeli si trovavano in fila per appunto ricevere la Santa Comunione, e che veniva distribuita da un sacerdote aiutato da dei ministri dell'Eucaristia. A un certo punto uno dei ministri dell'Eucaristia si è accorto che le ostie contenute nella pisside che aveva in mano si stavano per esaurire, per cui ha fatto un attimo ad occhio, insomma, un conto delle persone che si trovavano in fila, ha guardato nella pisside e si è reso conto che non ce l'avrebbe fatta a dare la comunione a tutti. A un certo punto, mentre nella pisside erano rimaste ormai pochissime ostie, aveva appena finito di dare la comunione ad un fedele, quando ha abbassato lo sguardo nella pisside si è ritrovata la pisside stracolma di ostie. E chiaramente è un fenomeno che ha lasciato tutti di stucco, di cui si è reso conto il solo ministro dell'Eucaristia. Ecco, il fenomeno è oggetto di indagine, non sappiamo se la Chiesa in questione sia dotata di telecamere che lo hanno ripreso. Fatto sta che rimanda immediatamente alla mente la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Con cui Cristo ha sfamato una folla immensa, sterminata, e ci richiama a una profonda riflessione di come noi ci affanniamo tanto per il pane quotidiano, molto spesso sgomitando, facendo del male agli altri, usando ogni tipo di mezzo per avere il pane garantito, quando dimentichiamo che chi ha Cristo ha tutto. E infatti Cristo dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato di conseguenza. Quindi i nostri sforzi ci devono essere sicuramente, ma devono essere sempre accompagnati dalla preghiera e dalla fiducia ardente che chi è con Cristo non può mancare di nulla. E anche quando le nostre risorse giungono al lumicino, chi si appoggia a Lui avrà sempre tutto ciò di cui ha bisogno in abbondanza, perché al nostro Signore piace esagerare, ci ama di un amore veramente che tracima a volte gli argini del nostro cuore e del suo cuore, e, e soprattutto supera ogni nostra più pallida immaginazione. A presto, carissimi.